L'edizione 2018 di Arredamont è un'edizione già di per sé molto importante, abbiamo oltre 212 espositori, 250 marchi come dicevo prima, quello che auguro è veramente un grande successo ai nostri espositori. Questa è una fiera piccola, però una fiera di nicchia e soprattutto si trova su un territorio, quello montano, che deve essere assolutamente valorizzato. È stata una grande iniziativa quella di creare una fiera in area montana, soprattutto nel Bellunese, che è una terra che deve essere sempre più nei nostri cuori, nelle nostre menti, ma anche nelle attività di business. Qua si fa eccellenza, qua si fa artigianato non copiabile, come molte volte mi piace dire, e quindi la fiera di Longarone in questo senso tocca una nicchia e un prodotto che è assolutamente d'eccellenza, è fondamentale per il nostro territorio, ma soprattutto per il Made in Italy e per l'arredo casa in generale, perché poi tocchiamo anche tutto il tema dell'arredamento, del complemento d'arredo, dell'illuminazione e altre componentistiche importanti. È un evento che, dopo aver subito, diciamo così, la flessione dovuta alla crisi del settore dell'edilizia, è riuscita a ripartire con grande entusiasmo. Io ringrazio tutti gli espositori che continuano a credere a questo evento, che è un evento che di fatto poi è un po' di promozione anche del territorio, perché soprattutto si parla di legno, molte aziende presentano i loro prodotti proprio legati al legno, quindi questa è un'altra ulteriore occasione e opportunità che va colta e che come provincia di Belluno noi abbiamo il dovere di cogliere. Una fiera bellissima che io invito tutti a venire a vedere in questi giorni. Parliamo di 200 espositori, 250 marchi, ormai lo sapete, che fanno arredamento da montagna, cioè abbiamo praticamente il legno che la fa da padrona e dà soltanto un senso di calore, soltanto entrare in queste giornate che sono anche piovose in questo momento a Longarone, danno delle giornate dove finalmente i clienti, i possibili clienti, ma anche chi vuole soltanto farsi un giro per poter ammirare le capacità artigianali, ve lo dico in maniera chiara, delle nostre aziende, che danno veramente qualcosa di straordinario a questa bellissima fiera. Vi faccio vedere questo battente qua, che è realizzato completamente in metallo con una finitura peltrata, una finitura particolare. Qui vediamo dei serramenti, proviamo ad entrare. Noi siamo un'azienda di falegnami che produciamo prodotti sostanzialmente di falegnameria e siamo specializzati nella realizzazione di portoni da garage in legno. Da questa parte c'è tutto quello che riguarda il riscaldamento. Questa è una stufa, è un rifacimento di una stufa storica del fine 1700 realizzata completamente a mano. Si accompagna con le altre stufe invece più tradizionali o altre con una linea moderna. La particolarità di queste stufe è che riescono ad accumulare il calore per più di 12 ore, anche 24 se le dimensioniamo in questo modo, ed in più possiamo anche produrre l'acqua calda all'interno e collegarla con dei pannelli solari in modo che diventi proprio un impianto centralizzato moderno.
abbiamo, su invito della fiera di Longarone, siamo venuti a presentare le nostre marche, il nostro lavoro e a far conoscere appunto la nostra attività. Via via ogni giorno ci saranno 2 mascherai diversi che vengono da zone diverse e quindi avranno modo di far vedere come loro realizzano le maschere per il loro carnevale tradizionale. Questa è una fiera unica nel suo settore, a parte che copre tutto il discorso degli arredi da montagna, ma anche perché permette di apprezzare il vero lavoro artigiano di tanti falegnami, ancora falegnami vecchia maniera, che espongono e costruiscono qua gli stand.